Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. In 10 anni 28.000 migranti morti in mare. 10 anni fa al largo di Lampedusa si verificò una delle più terribili tragedie del mare. In un naufragio morirono 368 migranti. In questi 10 anni sono arrivati in Italia, soprattutto in Sicilia, oltre 1 milione di migranti. 28.000 di questi sono morti in mare. Uno ogni 35 disperati, partiti per intraprendere una nuova vita. Erano partiti perché sapevano che bastava arrivare sulle sponde dell'Italia per essere accolti. Se fosse stato deciso e attuato che chi arrivava illegalmente non avrebbe trovato lavoro e sarebbe stato rispedito indietro, quei 28.000 sarebbero ancora vivi. Se l'Europa avesse accolto le domande di milioni di stranieri, peraltro necessari, ma avesse respinto, pur salvandoli in mare, tutti gli ingressi illegali, quelle morti non vi sarebbero state, frutto di un finto buonismo dannoso e a volte persino interessato. La norma sui rifiuti che danneggia la raccolta dei rifiuti. Nel luglio scorso l'ARS approvò una norma sui rifiuti che vietava di realizzare impianti di qualunque tipo nel raggio di 3 km dai centri abitati. Una norma a tutela dell'ambiente è diventata invece un ostacolo alla difesa dell'ambiente. Vietava infatti anche qualsiasi impianto si proponesse di migliorare la difficile situazione dei rifiuti in Sicilia, tra cui quelli per incrementare la raccolta differenziata e persino gli stessi termovalorizzatori. Era quindi una norma ideologica che otteneva risultati contrari a quelli che si proponeva e adesso sarà necessario abrogarla perdendo ulteriore tempo. La discarica dei 101, i truffatori del cartellino. In 101 timbravano il cartellino ma non erano al lavoro, chi tornava a dormire in macchina, chi faceva un secondo lavoro, chi andava a fare la spesa e chi incontrava la fidanzata. Accadeva alla RAP, azienda dei rifiuti del comune di Palermo. 1400 episodi dal maggio a luglio del 2021. Adesso si spera che vengano liberati da un lavoro al quale sono evidentemente allergici. Il ponte progetto nazionale, ma i soldi presi solo dal sud? Sembra che i primi fondi per il ponte sullo stretto verranno presi dall'FSC. Si tratta del Fondo di Sviluppo e Coesione, nel quale dovrebbero convergere gli interventi economici aggiuntivi dello Stato alle aree sottosviluppate e quindi in gran prevalenza al sud. Sarebbe molto grave. Il ponte non è un progetto del sud, ma un grande progetto nazionale e va finanziato con fondi nazionali. Agosto record per gli aeroporti siciliani. Il mese di agosto ha rappresentato un record assoluto per gli aeroporti siciliani. 900.000 passeggeri a Palermo, oltre 1 milione a Catania e compresi gli aeroporti di Trapani e Comiso e quelli delle isole si arriva a circa 2.100.000. La prova che al di là di pasticci e incidenti vari il sistema aeroportuale rimane centrale per la nostra isola. La Camera del Sud-Est convoca senza dire di che si parla. Sarà stata solo la reazione scomposta alla richiesta delle associazioni di commercianti e artigiani di tornare a una Camera di Commercio catanese superando la fallimentare fase del Sud-Est. Ieri tutte le associazioni di categoria di Catania, Siracusa e Ragusa sono state convocate per il 19 ottobre prossimo da parte del commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, Antonio Belcuore. Nella fretta il commissario ha dimenticato di indicare l'oggetto dell'incontro, che ovviamente non ha importanza, importante è dimostrare di esserci ancora. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.